Buona domenica. Carissime e carissimi, 12ª domenica del tempo ordinario. Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 26-33. Non abbiate paura degli uomini. Gesù dice: non abbiate paura di annunciare e testimoniare il Vangelo davanti agli uomini, come ha fatto lui, costi quel che costi. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. Gesù ha sperimentato questo. Coloro che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Insomma, la domanda che ci facciamo: ma qual è l'unica paura che Gesù ci autorizza ad avere, che Gesù ci consente di avere? Qui, stando alle parole che leggiamo, in questa pagina del Vangelo di Matteo, sembra che Gesù ci stia dicendo: dovete aver paura soltanto di Dio, perché è Lui che vi può dare l'unica vera condanna definitiva, a morte, per sempre, far morire l'anima e il corpo. Ma dobbiamo aver paura di Dio. Cosa vuol dire? Ma Dio non è padre, tenerezza, Abba, colui che si prende cura di tutti, anche, anche dei passeri, poi dice Gesù, no? Nel prosieguo di questo brano. E Gesù dice: ma non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, no? E Gesù parla in altre pagine del Vangelo del Padre come di colui che ha cura anche per la creatura più infima, più insignificante. E quindi perché bisogna avere paura di Dio? Quale deve essere la nostra vera paura? In cosa consiste questa espressione biblica del timore di Dio, no? Il timor di Dio. Significa aver paura di un Dio che giudica, che condanna, che castiga, che punisce? O forse la vera paura è quella di una vita, la mia vita, che diventa una vita morente perché si spegne, perché non sono in relazione con Dio che è la sorgente della vita. Forse questa è la paura che dobbiamo avere. La paura che io devo avere è di ritrovarmi ad essere come un tralcio staccato dalla vite che è Cristo e che è la vite innestata nel Padre, e quindi nell'eternità dell'amore di Dio e nella sovrabbondanza della vita divina, e perdere il contatto con quella vita e ritrovarmi ad essere un tralcio che si secca, che diventa arido, che diventa triste, che muore, nel senso che non riesce a dare frutto, non riesce a fiorire, non riesce ad esprimere una bellezza, non riesce a aver paura che la mia vita diventi l'incapacità di trasmettere sapore ed energia alle vite degli altri, che la mia vita diventi qualcosa che viene in qualche maniera sradicato dall'amore e quindi una incapacità ad amare. Questa è la paura, che usando un'immagine invece tipica del Vangelo di Matteo, la paura di Dio, il timore di Dio deve essere il timore che la mia vita sia talmente scollegata dalla parola di Dio che mi ritrovo ad essere come una casa non più costruita sulla roccia dell'amore di Dio, ma costruita sul niente, sulla sabbia. Cioè una casa dove tutto crolla in un attimo e dove io non riesco ad essere niente di stabile, di solido e di buono per le vite degli altri. La casa costruita sulla roccia è utile agli altri, offre comfort, offre accoglienza, offre benessere. La casa costruita sulla roccia è dono. Io devo aver paura che la mia vita non risulti più un dono per nessuno, perché non sono in comunione con Dio, perché non sono collegato a Lui, perché non c'è profondità, perché non ci sono radici. E quindi non c'è quel contatto vitale. E magari è anche un essere isolati non solo da Dio, ma anche dagli altri, dalla comunità dei fratelli. In fondo il grande regalo che Gesù ci ha fatto
è avere lasciato sulla terra questa spinta a generare comunità, a generare fraternità tra di noi, no? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Poi c'è un altro pensiero che possiamo condividere e che ci aiuta a dare senso. Il secondo pensiero che vi propongo ci aiuta a dare senso al primo pensiero. Gesù conclude così: perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ora, chi mi rinnegherà, anch'io lo rinnegherò. Attenzione, perché questo verbo, tale e quale, compare nello stesso Vangelo di Matteo, al capitolo 26, che è il capitolo dove inizia il grande racconto di Matteo della passione del Signore. E mentre sono ancora a cena, Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: questa notte, mancano poche ore, Pietro, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte, lo stesso verbo. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E invece poi per 3 volte dirai: io non lo conosco. Ma Gesù non ha rinnegato Pietro, gli ha dato altre possibilità, ha continuato ad amarlo e farà così anche con noi. Buona domenica.